Veramente un paese illuso perché era amato, era il nostro campione, capito? L'ho conosciuto appena nato, da quando è partito in bicicletta e fino a questi giorni qua. E a metterlo in sella alla bici il papà a 10 anni, il suo primo allenatore. Qui nel bar di famiglia, l'ultima tappa, nella frazione di Madonna di Lonigo, Davide campeggia sorridente, ritratto con i fratelli. È stato lui insomma a metterci in bici tutti quanti e dopo da lì è nato la passione e Davide ha ottenuto subito e anche Simone i primi risultati e da lì è nata la carriera che ha fatto insomma. Non ha più smesso. Esatto, non si è più fermata. E proprio al bar di famiglia si radunavano tutti qui a tifare e seguire le sue performance. E voi qua vi radunavate tutti per seguire le gare ciclistiche, eravate tutti tifosi? Beh, di Rebellin sì, si trovava a condividere, diciamo, le sue performance. In molti ricordano le sue imprese e quel passaggio a Lonigo in maglia rosa. Quando è passato a Lonigo al Giro d'Italia o addirittura da giovane che era in maglia rosa è passato a Madonna, si sono fermati, ha fermato tutte le carovane del Giro d'Italia davanti al suo bar, al bar di suo papà. Era un pezzo di pane, era un ragazzo speciale. Ho fatto il Giro d'Italia che è passato due anni di seguito da Madonna. Stavamo tutti lì col vino a festeggiare, che è arrivato anche prima lui. È passato prima, l'hanno fatto passare prima davanti a casa sua. Oggi non si parla d'altro in città, di lui, di Davide, sportivo che a 51 anni ha dato l'addio alla carriera un mese fa, lasciando il testimone a tanti giovani del posto. E oggi molti, gli amici di sempre che lo hanno seguito dagli albori della sua passione, lo ricordano come una persona speciale. Davide veniva molto spesso quando era con Leonigo a sistemare la bici presso la nostra officina e devo dire che quello che mi ha molto colpito di Davide è proprio l'umiltà e la gentilezza che aveva con tutti. Ogni volta che veniva a sistemare qualcosa voleva pagare, ringraziava tutti, veramente una persona speciale.